Mi chiamo Filomena, sono nata a Cupello, provincia di Chieti. Ho 24 anni, sono figlia di contadini e ho passato l'infanzia in collegio a Roma, precisamente in un orfanotrofio. Sono stata operaia e ho iniziato a bucarmi all'età di 19 anni. Io sono nata a Cupello, che è un piccolo paese degli Abruzzi di 5.000 abitanti. Appunto, quando sono nata io erano molto di meno e si era in periodo di elezioni. Io avevo 2 anni e mia madre è stata avvicinata da delle persone che gli hanno detto senti, se tu voti così e così, io metto tuo figlio in collegio perché tanto voi siete poveri, eh, siete già anziani. Quando sono nata mia madre e mio padre avevano già 42 anni e poi tua figlia torna a casa con un diploma, starà bene, avrà tutto e cose così. Mio padre ha accettato, così all'età di 2 anni sono stata mandata in un orfanotrofio a Centocelle. All'età di 10 anni le suore hanno detto: Marianne, tu hai un padre, come me nessuno ti viene a prendere, nessuno scrive, nessuno ti fa vedere, si fa vedere, e così i miei sono venuti a prendermi e mi hanno portato a casa. Mi hanno portato a casa e hanno scoperto che io poi non ero la ragazzina che loro credevano di avere, una ragazzina che, essendo stata con le suore, doveva essere una brava ragazza, quieta, tranquilla, ma anzi davo segni molto evidenti di ribellione. Per cui mi hanno riportato in un altro collegio. Io venivo sempre presa a sberle in questo posto, così nel primo e sia nel secondo. Dopo tutti quegli anni, verso i 13-14 anni, ho detto basta, e un giorno che ho preso una sberla mi sono ribellata e l'ho data alle suore. E questo è stato il motivo per cui mi ha rispedito a casa e a 14 anni mi sono ritrovata in un paese e con la difficoltà anche di capire mia madre, perché mia madre parlava in dialetto, in un paese dove non conoscevo nessuno, con usanze e tradizioni diversissime che io assolutamente non concepivo. Mi vietavano appunto di uscire la sera, ma anche durante il giorno. Mi vietavano di parlare con gli uomini perché dicevano che era una cosa morale. E mi vietavano tante cose, mentre appunto dicevano tuo fratello può perché è un uomo e tu non puoi perché sei una donna. Io ho chiesto a loro di continuare a studiare e loro mi hanno detto giustamente: guarda, i soldi non ne abbiamo, per cui non ti possiamo lasciare continuare a studiare. Allora io ho chiesto di poter lavorare. La risposta è stata: ma come, sei una donna l'unica sua vita deve essere avere un marito, avere dei figli, non uscire ed aspettare che l'uomo venga in casa, venga a chiederti la cosiddetta mano ai genitori. In effetti loro volevano quello, mentre io non accettavo assolutamente queste cose, volevo avere un lavoro mio, una mia dipendenza. Però questo mio discorso non era accettato da nessuno. In effetti in paese venivo vista come una bestia rara, non avevo amiche, facendo questi discorsi dicevano che ero una puttana e una cosa di questo genere.
E io ho sopportato questa situazione per 2 anni dopo aver finito la scuola. E appunto c'è stato un giorno in cui io non ce l'ho fatta più di subire questa situazione e ho deciso di andare via di casa. Sono andata via di casa, sono venuta a Milano e appunto col fermo proposito di costruirmi una vita. Avevo 16 anni. Nel giro di una settimana avevo trovato un lavoro, lavoravo in Foro Bonaparte in un ufficio, avevo una stanza per conto mio e stavo abbastanza bene. Una sera è venuta la padrona della pensione perché mio padre aveva fatto così, erano apparse tutte le mie foto sui giornali della provincia e giornali nazionali. Questa signora mi ha riconosciuto, è venuta a casa e ha detto: guarda, tu sei quella ragazza e io adesso ti porto dalla polizia. Io ho tentato di spiegargli che in fin dei conti non facevo niente di male e che lavoravo, però lei non ha voluto sentire ragione. Sono stata portata dalla polizia femminile, mi hanno tenuto 2 giorni al Nazareth, che è una cosa pazzesca, in infermeria, e poi sono stata rimandata a casa. Appena arrivata a casa, appena aperto la porta, la prima cosa che mi ha detto è stata puttana. E io ho tentato di spiegargli quello che avevo fatto a Milano, che non avevo fatto nient'altro che cercare una casa e trovarmi un lavoro. Loro non mi hanno creduto perché per loro una donna che fa queste cose è una donna di strada, una donna poco seria e cose così. Per cui mi hanno detto: tu in questo paese non hai più possibilità di sposarti, puoi solamente sposarti quelli che ti diciamo noi. E questi che mi dicevano loro erano persone, una volta si è presentato uno che era cieco, sposato con 2 figli, io ho detto: ma come? Io non lo voglio sposare, non perché è cieco, se non lo voglio sposare. Loro mi hanno risposto: guarda, dopo quello che hai fatto hai rovinato l'onore della famiglia, sei disonorata, per cui devi sposarti una persona così. Un semplice ragazzo di un paese, tu non potresti mai sposarlo. E per cui tutte le sere arrivava un'altra fila di persone così, e io ho sempre rifiutato. Ho avuto la forza di rifiutare, così per un mese, poi alla fine non ce l'ho fatta più. Attraverso così mio cognato ho conosciuto un ragazzo, uno che lavorava con lui in Germania, mi ha scritto, mi ha detto che sapeva la mia storia, mi ha detto che a lui di queste cose non gli interessava niente e che era disposto a sposarmi. Così non avevo più la forza di continuare a lottare, perché ero sola contro tutta la famiglia, contro tutte le persone di quel paese, per cui ho accettato questo matrimonio. Ho accettato però sapendo benissimo che un giorno o l'altro avrei continuato a vivere come volevo io, ossia ad avere una mia vita. Così ho accettato questo matrimonio, a 17 anni mi sono trovata in fabbrica in Germania, a lavorare in Germania. Lavoravo in catena di montaggio e non avevo assolutamente voglia di lavorare. Non avevo voglia di lavorare perché mi facevano fare i lavori più cretini, per il fatto che io non parlavo la lingua e cose così. Mio marito lavorava alle presse nella stessa fabbrica
E dopo 3 giorni sono stata buttata fuori da questa fabbrica perché ho litigato con il capo reparto, perché ogni 2 minuti io non lo capivo assolutamente quello che mi diceva, perché lui parlava in tedesco. Ogni 2 minuti mi diceva che non andava bene, che stavo sbagliando, questo e quest'altro. Il terzo giorno l'ho mandata al diavolo e sono stata mandata via da questa fabbrica. L'ultimo lavoro che ho avuto, in cui sono durata molti mesi, era molto distante dal posto in cui abitavo, per cui tutte le mattine prendevo 2 metropolitane e 2 autobus, per cui mi alzavo alle 5:30 del mattino per essere sul lavoro verso le 7:30. Lavoravo 8 ore al giorno, poi la sera ero abbastanza stanco, ossia riuscivo ad avere il tempo per divertirmi solo il sabato e la domenica. In Germania su per giù ho ritrovato la stessa situazione di emarginata che avevo nel paese d'origine. Da una parte dai tedeschi che per il fatto che non parlavo la lingua come considerano tutti gli italiani una sottospecie, e dalla parte degli italiani perché io tentavo di vivere in modo diverso da loro, ossia loro volevano mandare i soldi a casa, lavoravano 13 ore al giorno, non si divertivano, e io non accettavo questo stato di cose, per cui avevo iniziato ad arraballare, avevo degli amici, cosa che era inaccettabile. Loro mi riproponevano la stessa mentalità che io avevo rifiutato nel mio paese d'origine, e siccome io non accettavo questo loro modo di vita, ero rifiutata. Con mio marito appunto avevamo abbastanza amici, solo amici uomini, come ho detto prima, perché le donne non mi frequentavano. Durante la settimana ci si vedeva poco e niente. Il sabato e la domenica, non so, lui beveva tantissimo e succedeva delle volte che io neanche lo incontrassi. E aveva gli stessi miei problemi, la stessa mia situazione, è solo che io avevo intenzione di cambiarla. In effetti gli dicevo sempre: torniamo in Italia, guarda che io in Germania non ce la faccio più, ci sto malissimo e cose così, mentre lui non aveva assolutamente la forza e il coraggio di ritornare in Italia. Lui era partito tanti anni fa, era stato immigrato in Francia, in Germania, e non se la sentiva assolutamente di tornare. A Milano, come nel resto dell'Italia, l'eroina è praticamente sconosciuta, ma tra i giovani si fa diffondendo l'uso delle anfetamine per via endovenosa. L'anfetamina, come la metedrina e la simpamina, è uno psicostimolante molto tossico che determina assuefazione, spinge ad aumentare le dosi e, se usato per molto tempo, uccide. In molti paesi le anfetamine sono state paragonate per pericolosità all'eroina. Se nel 1970 i tossicomani ricoverati negli ospedali psichiatrici milanesi sono solamente 11, nel 1971 sono già 31 e nel 1972 140. È tutta gente che buca anfetamine, farmaci facilmente acquistabili nelle farmacie a basso prezzo. La richiesta è alta, i farmacisti chiudono un occhio. Secondo una ricerca elaborata elettronicamente da un gruppo dell'Istituto Superiore di Sociologia di Milano, tutti gli articoli sulla droga apparsi su 6 quotidiani significativi come il Corriere della Sera, il Giorno, l'Unità, la Notte, la Stampa e l'Avvenire, così caratterizzano nella maggioranza dei casi i consumatori di droghe leggere arrestati dalla polizia. Devianti, squallidi, disumani, violenti, sprovveduti. In seguito alla campagna di stampa e di opinione, le forze dell'ordine sono costrette ad intensificare la vigilanza. L'erba, così i giovani chiamano la marijuana e l'hashish, sparisce dal mercato. Quando si trova, a prezzi altissimi. La maggioranza dei giovani che già si droga preferisce far ricorso ai farmaci esistenti sul mercato e facilmente reperibili, senza andare incontro alla galera o al manicomio. I consumi si spostano dagli studenti ai giovani dei quartieri operai.
campagna di stampa agisce per questi giovani come cassa di risonanza. Gli spinge a fare l'esperienza della droga. Il numero dei tossicomani aumenta, così come aumenta il fatturato dei farmaci, come gli psicostimolanti e tranquillanti. Mi sono ritrovata a Milano che non conoscevo nessuno, però in quel periodo si poteva benissimo incontrare delle persone che non conoscevi assolutamente, stringere amicizia e cose così. Sì, la gente in quel periodo era abbastanza aperta. Milano era piena di comuni, piena di gente che aveva voglia di vivere in modo diverso la loro vita. Brera veramente pullulava di questa gente. Erano abbastanza sull'orientaleggiante, sul felicità, acido, fumo e vita in comune, tutte queste cose. Per cui, anche se volevo, non sono riuscita assolutamente a legare con queste cose, perché le trovavo abbastanza false. Per cui mi sono ritrovata così dal fumare ed essere tutti felici e contenti, mi sono trovata più d'accordo, così stavo meglio con la gente che bucava, che bene o male aveva le mie stesse esperienze. Avevo iniziato a volte siamo stati allegati al letto perché appunto richiedevamo un avvocato anche con viva forza. Noi una volta ci siamo cavolati, abbiamo preso una sedia e l'abbiamo spaccata contro il vetro. È sbagliato anche questo perché per i medici significa ancora essere pazzi, ma noi eravamo già da 40 giorni lì e non ce la facevamo veramente più a starci. Siamo riusciti a uscire solo perché dopo aver fatto tanto casino abbiamo capito che non riuscivamo a ottenere niente, abbiamo fatto uno sciopero della fame. Dopo 2 giorni arrivano elettoretti che ci portano al manicomio criminale di Castiglione delle Stiviere. Quando siamo entrati in questo posto ci siamo accorti che era un lager, che la galera in confronto era veramente un lusso. E l'unica alternativa che ci rimaneva per non impazzire era quella di metterci a lavorare. Per cui ci siamo ritrovate a fare 5.000 fibi al giorno. Ci davano 28-29 mila lire al mese. A me è successo che per cercare di farne di più, per guadagnare qualcosa di più, ci ho lasciato anche un dito, per cui non ho potuto lavorare per una settimana che non mi è stata neanche pagata. Noi appunto non sapevamo assolutamente com'era la nostra situazione, continuavamo a chiedere un avvocato, il dottore ci
ci rispondeva in modo evasivo, diceva che noi dovevamo stare lì, eravamo in osservazione, dovevano scoprire se noi eravamo malati di mente o sane, cose di questo genere. Io sono stata arrestata il 10 agosto e il 31 dicembre sono uscita con la legge Valpreda, quella che è stata chiamata legge per scadenza termine. Mi chiamo Antonio, ho 28 anni, sono figlio di operai e faccio l'operaio anch'io in una piccola industria come tornitore. Sono circa 4 anni che uso eroina e questo è il terzo tentativo che faccio per disintossicarmi. Ho fatto il tornitore fino a 16 anni, cioè fino a 16 anni e mezzo, ho lavorato per 2 anni in quella ditta. Poi ho smesso perché così ho cominciato ad avere paura della macchina perché mi era capitato un incidente. Mi è andato così il braccio sotto il mandrino e ho fatto circa un mese di infortunio. Fatto questo mese di infortunio, tornato al lavoro, così mi sono accorto di aver paura della macchina, di aver paura di fare altri incidenti. E vabbè, il rendimento è calato anche perché non mi piaceva più il lavoro, no? Dopo circa 6 mesi mi sono licenziato, discussione in famiglia, così non gli avevo detto il motivo perché così mi sembrava inutile. E così mio padre non l'aveva capito, non aveva preso la cosa per una mia svogliatezza. Così cambiavo spesso perché mi sentivo insoddisfatto così dei posti in cui ero, della vita che facevo, eccetera. Alla sera ci si vedeva così con gli amici, si stava a parlare, si cercava di combattere la noia del non aver niente da fare. Il primo buco d'eroina l'ho fatto nel 73-74. In quel periodo ero disoccupato, lavoravo in carovana. Le carovane sono dei così, carovane a facchini, no? Facevo il facchino e mi davano in appalto a delle ditte, no? Carovane sono delle organizzazioni che assumono così, disoccupati e li mandano in ditte a lavorare a fare i lavori pesanti. Questo è un lavoro sottopagato, in quanto si è sfruttati sia dalla carovana che dalla ditta che ti prende in appalto, e insicuro perché sono liberi di licenziarti quando vogliono perché non esiste contratto di lavoro. Prima, cioè dopo questi buchi di eroina, cioè non era la prima volta che bucavo, cioè prima ho fatto anfetamine per circa 2 anni, ogni tanto quando capitava si faceva dell'oppio o della morfina, finché non sono stati tolti dal mercato. L'oppio e la morfina è rimasta l'eroina soltanto. Ci sono già stati casi di morte per anfetamine. Il buco uccide, dicono già molti giovani. I consumatori di anfetamina sono in tutta Italia almeno 10.000 e i tossicomani circa 5.000. Il mercato delle droghe è ad una svolta qualitativa. Il Ministero della Sanità ha inserito le anfetamine nell'elenco degli stupefacenti. 34 anni dopo la Svezia e dopo una polemica durata 20 anni delle Nazioni Unite contro lo Stato italiano. Gli effetti sul mercato non si fanno attendere. Alla fine del 1972 a Roma c'è già la morfina. Subito dopo arriva a Milano. I prezzi sono bassi, la qualità buona. Si tratta di cloridrato di morfina dell'industria tedesca Merckx proveniente dal Pakistan. Verso la fine del 1973 la maggioranza dei tossicomani che si recano a chiedere di essere in qualche modo aiutati nei centri antidroga
sono per la maggioranza ex-anfetaminici, che adesso bucano morfina e eroina. Viene resa nota l'istruttoria del caso Barcone. Di sostanze stupefacenti neanche l'ombra. Solo mezzo grammo di hashish e non mezzo chilo. Inoltre nessun giovane fu incriminato perché agli esami medici nessuno risultò aver consumato stupefacenti. Si legge negli atti dell'istruttoria. Purtroppo nessun quotidiano dà rilievo alla cosa come era stato fatto nel 70, subito dopo gli arresti. Come dalle anfetamine si passa alla morfina, così per i tossicomani non c'è alcun problema a passare all'eroina quando questa viene lanciata sul mercato. I prezzi inizialmente sono bassi e così nell'inverno 74-75 inizia la diffusione di massa dell'eroina. I tossicomani non hanno scelta. Sul mercato c'è solo eroina, che tra l'altro è adatta per calmare i dolori provocati dalle crisi di astinenza, cioè dalla mancanza di morfina. Parallelamente, chi controlla il mercato dell'erba la fa sparire dalla circolazione e ne aumenta enormemente il prezzo, abbassando invece quello dell'eroina. Il prezzo basso porta l'eroina nei quartieri operai e i giovani proletari e sottoproletari cominciano a bucare eroina. Ci siamo conosciuti nella primavera del 73. Era un periodo bellissimo per, non so, quasi tutta la gente, perché c'era stato un inverno molto piovoso. Allora in quel periodo c'erano iniziative al parco molto belle, tipo canti, girotondi, perché veramente era stata una primavera di quelle esplosive. E io andavo al parco a lavorare, facevo dei lavori all'uncinetto per una boutique e passavo così il mio tempo al parco, lavorando, facendo questi lavori. Ero lì che lavoravo all'uncinetto, si è avvicinato lui e mi ha detto se volevo andare con lui a fumare, e ho detto sì, va bene. Siamo andati e abbiamo cominciato a parlare. Nonostante che quel periodo avessi incontrato lui, con cui ci stavo molto bene, dopo un paio di mesi siamo finiti col bucarci in un modo assurdo, in un modo che nessuno dei due conosceva. E io penso che ci siano state molte ragioni. Una, la principale penso che sia stato il fattore economico, il fatto che ci siamo trovati improvvisamente col desiderio di vivere assieme, però con il problema della casa, il problema del lavoro e tutti questi altri problemi. E poco a poco questi problemi sono diventati più grandi di noi e non abbiamo retto. Si sa bene che cos'è l'eroina, per cui ti fa dimenticare la tua situazione, per cui abbiamo finito con iniziare a bucare in modo abbastanza forte. Il fatto di non aver casa non era un fatto casuale, cioè non avevamo casa anche perché, dico, le case qui a Milano costano un'ira di Dio. Cioè, oggi come oggi, sì, nella casa in cui siamo adesso paghiamo circa 80.000 lire al mese noi, 80.000 la persona che vive con noi, cioè abbiamo dovuto dividere l'affitto. Siamo lì perché l'ha presa lui, perché se no noi non saremmo mai riusciti a prenderla, perché per prendere una casa devi pagare 6 mesi anticipati, cosa che due persone che lavorano, anche se e ci siamo messi a lavorare dopo, non saremmo mai riusciti a pagare 6 mesi anticipati d'affitto, perché sono una cifra che riesci così Cioè, tenendo ad conto, avere... cioè, senza chiedere aiuto a nessuno. In quel periodo, cioè, per superare così la condizione economica insopportabile in cui eravamo, io mi ero messo a rubare, no? Il rubare significa anche tensione nervosa, significa stress, significa aver bisogno di dominare la situazione con una calma, dico, se non avevo dentro di me era artificiale, no?
e mi ha portato a aumentare le dosi notevolmente. Così, anche rubando, tutto sommato non cambiava assolutamente niente, no? Lì del livello economico. Sì, d'accordo, avevamo un po' più di soldi per il nostro fabbisogno, per la nostra sopravvivenza, però cioè, la situazione economica non cambiava in quanto cioè, questo tipo di furto è super sfruttato da quello che è l'industria appunto del furto, no? Cioè dai ricettatori che capiscono lo stato di bisogno e ne approfittano e pagano pochissimo, da tutto, no? E noi non pensavamo assolutamente che l'eroina avrebbe mutato il nostro rapporto. E dopo i primi buchi, dopo le prime settimane, ci si è resi conto del cambiamento. Succedeva che si parlava a volte, si cercava di ritornare nella dimensione in cui si era prima, ma non ci si riusciva assolutamente. Ossia, si finiva solo per litigare, non si chiariva assolutamente niente, perché ognuno era nella sua dimensione, che di solito è una dimensione di sopravvivenza. E appunto